Buonasera a tutti coloro che sono collegati quest'oggi con noi. Come chiaramente indicato dal titolo di questo webinar, andremo a presentare 3 rapporti realizzati da ERSA FVG. Analizzeremo i dati del comparto brassicolo e quindi della produzione di birra insieme al dottor Daniele Rossi, che sarà presente qui con noi in studio più tardi. Poi ci occuperemo di analizzare i dati del settore ittico insieme alla dottoressa Francesca Santi. Secondo quanto era indicato originariamente dal nostro programma, sarebbe dovuta essere qui con noi la dottoressa Laura Zoratti, ma che per motivi di salute non potrà presentarsi questa sera. In chiusura poi faremo il punto sulle prime analisi che sono state effettuate sui dati relativi all'intero comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2020. Prima di tutto però cominceremo con una breve intervista che abbiamo fatto a Stefano Zanier, assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e alla montagna. Successivamente parleremo insieme al dottor Daniele Damele, che è direttore del Servizio Statistica Agraria di ERSA FVG. Cominciamo quindi subito con l'intervento dell'assessore Zanier. Assessore Zanier, scorrendo i dati, il comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia ha retto l'onda d'urto causata dal Covid-19? Diciamo che ha avuto una capacità di riuscire ad affrontarla in maniera tutto sommato buona, ma certamente il reggere ha comportato una perdita molto minore che non quella a livello nazionale, però poi andando ad esplodere i dati vediamo che ci sono situazioni difformi e comunque una capacità del sistema che è stata in alcuni casi pesantemente colpita, in altri invece ha avuto la fortuna, la forza di riuscire, complice anche una serie di congiunture favorevoli, ad avere una tenuta sostanziale. Entrando un po' nello specifico dei focus che andremo ad analizzare, il report ERSA, in particolar modo per quanto riguarda il comparto della birra, ci mostra un settore particolarmente vivace, particolarmente produttivo. Superata la pandemia, ritiene che questa produttività, questa vivacità potrà sussistere? Sì, innanzitutto vorrei fare una premessa proprio rispetto al report di ERSA che dà dati oggettivi. Perché in questo mondo normalmente siamo abituati a fare delle analisi rispetto a quelle che sono le sensazioni, invece qui abbiamo la possibilità e la disponibilità di una serie di dati oggettivi che poi fanno una fotografia reale di quella che è la situazione di tutti i comparti e nello specifico, visto il tema che è stato trattato, anche di quello relativo alla birra. La birra certamente ha delle capacità, delle possibilità di ampliare le proprie propensioni anche di investimento. È evidente che questa vivacità deve poi riuscire a trovare anche un equilibrio rispetto a quelle che sono le problematiche più importanti e al netto di quelle amministrative o burocratiche credo che un passaggio fondamentale vada fatto come focus sulla parte della commercializzazione. È evidente che la propensione anche di molti imprenditori agricoli di aver convertito produzioni rispetto a quelle tradizionali in nord-odistico per la produzione di birra ha dato la possibilità di ottenere una produzione locale di materia prima, però su altre componenti, altre parti siamo ancora dipendenti dall'acquisto fuori regione. Evidentemente è una filiera, quella della birra, che può dare dei risvolti positivi, specialmente nel momento in cui riusciamo ad andare a coprire in maniera sistematica ed organica il mercato, prima di tutto quello regionale, poi pensando anche a fuori regione. Andiamo su prodotti comunque di elevata qualità e quindi apprezzati dalla clientela. È evidente infine che una filiera complessiva ha necessità di alcuni slot, di alcune parti, di alcune componenti, penso ad esempio alla parte maltata e ai maltifici che non sono oggi così facilmente realizzabili se non in un'ottica di sistema. Ecco, su questo ci sono una serie di progettualità importanti che si intravedono all'orizzonte, però fermandoci a livello della produzione artigianale e agricola, credo che ci possono essere sviluppi molto forieri anche di buone soddisfazioni per gli imprenditori, il focus vero è quello della commercializzazione però.
Cambiando completamente settore, passiamo a quello ittico. Ritiene che ci sia un futuro per questo comparto in Friuli Venezia Giulia e secondo i dati che sono emersi dal report, quali suggerimenti riceviamo? Allora, il report fa un'analisi chiarissima del settore, che va suddiviso sostanzialmente in due macro categorie, ovvero la parte dell'acquacoltura e la parte della pesca a mare. E io sull'acquacoltura comunque farei un'ulteriore distinzione rispetto a quella che è l'acquacoltura in acqua dolce o comunque anche in acqua salata, ma per produzione non di molluschi, e quella che invece è la parte relativa ai molluschi. Perché se parliamo di acquacoltura vediamo dei risultati molto positivi, vediamo l'eccellenza specialmente della produzione in acqua dolce, ricordiamo che siamo i primi in assoluto per la produzione di trote. Ecco, su questo secondo me ci sono degli ampi spazi di miglioramento, di una performance già buona. Se parliamo invece di acquacoltura legata ai molluschi, qui le problematiche sono invece piuttosto elevate, piuttosto forti. La crisi sta nella parte a mare. Ecco, qui bisogna fare a un certo punto un'analisi seria e dire che se questo è il trend è difficile sostenere il comparto in un'ottica di medio periodo. O c'è la possibilità di abbinare una serie di azioni e di attività che mettono assieme parti più produttive, quindi anche più redditizie, con altre che stanno segnando il passo, oppure è difficile fare quadrare il sistema nel suo complesso. Quindi come ovunque ci sono le luci, ci sono le ombre, però certamente la parte legata alla produzione da acquacoltura sta dando segnali positivi non solo qui in regione, ma visto che siamo avanti rispetto a molte altre realtà nazionali ed anche internazionali su alcuni settori, credo che avremo un vantaggio rispetto alla competitività proprio con gli eventuali, diciamo così, operanti sullo stesso settore merceologico. Sentite le considerazioni dell'assessore Zanier, ora entriamo un pochino più nelle tematiche che andremo poi ad approfondire con i nostri tecnici e lo facciamo grazie all'intervento del dottor Damele che siamo andati ad incontrare nei giorni scorsi alla sede di ERSA di Pozzuolo. Direttore, ripartiamo da lei con il settore ittico. Abbiamo visto che è un settore particolarmente importante e il report ci mostra che nel 2019 ha fatto registrare un dato importante, un dato che possiamo riportare su tutti. Abbiamo oltre 40 milioni di euro di valore aggiunto. Sì, sono dati rilevanti, importanti. Giustamente lei ha detto si riferiscono al 2019, quindi al periodo pre-Covid, questo dobbiamo sottolinearlo. Quando parliamo del settore ittico in Friuli Venezia Giulia parliamo per quasi il 75% di pesci di allevamento di acqua dolce, quindi quello è la priorità, quella è il dato più rilevante, ma tutto il settore ittico è un settore appunto che desta favore per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda la nostra regione. Fra le varie cose che sono state sottolineate è l'allevamento della trota, che addirittura a livello nazionale rappresenta il 30% della produzione. Assolutamente sì, anche questo è un dato rilevante, importantissimo. Lo diceva prima l'assessore Zanier, la trota è un po' la nostra regina, e tant'è vero che anche dal punto di vista promozionale la si abbina anche al prosciutto di San Daniele, la regina e il re, la regina la trota, ovviamente il re il prosciutto di San Daniele, anche perché a San Daniele del Friuli esiste una produzione, un allevamento di trote molto importante. Abbiamo anche una realtà che aderisce ad uno dei marchi più rilevanti di ERSA, che è il marchio Acqua, agricoltura, qualità, ambiente, la trota appunto di San Daniele. Per cui la trota è la nostra regina e come tale noi dobbiamo sempre trattarla. Certo. Per quanto riguarda l'export invece, i dati sono incoraggianti, però vediamo anche che il saldo nel complesso non è positivo. Certo, abbiamo ancora da lavorare e dobbiamo ancora fare determinati percorsi per quanto riguarda l'export, però possiamo dire che
Austria e Romania la fanno da padrone, sono le prime due realtà nelle quali c'è appunto l'export più rilevante. Ed è un dato che abbiamo rilevato nel corso di questo focus brillantemente realizzato dai due ricercatori, Laura Zoratti e Daniele Rossi, sotto la guida del direttore generale di ERSA nel 2020, il dottor Andrea Comacchio, e adesso nel 2021 l'ingegner Maurizio Urizio. Ambedue ci hanno dato una serie di indicazioni molto rilevanti. Con ambedue abbiamo peraltro parlato molto anche e soprattutto di export, perché ovviamente più sale l'export più cresce l'economia del Friuli Venezia Giulia. Passiamo al settore della birra invece. Abbiamo visto che è un settore particolarmente variegato, è un settore che ha portato una serie di dati molto positivi sempre nel corso del 2019. Sì, per quanto riguarda la birra noi dobbiamo sottolineare che abbiamo una nota realtà industriale conosciuta, direi assolutamente in tutto il mondo, e poi abbiamo 41 piccole imprese artigianali. E io penso che questa sia una ricchezza. Rispetto al 2015 abbiamo avuto un aumento del 41%. Ecco, è una ricchezza dovuta evidentemente a chi ha fatto della birra un'industria, no? Però anche e soprattutto a chi nella birra si avvicina con una produzione di tipo artigianale, ma comunque molto rilevante e importante. 41, lo sottolineo di nuovo, non sono poche, 41 imprese artigianali. Capitolo a parte, particolarmente importante anche in questo caso, l'apporto che ci viene dall'Università degli Studi di Udine. La collaborazione di ERSA con l'Università degli Studi di Udine è una collaborazione che viene da lontano, non arriva da ieri, ed è una collaborazione molto rilevante. Vogliamo anche dire che l'Università di Udine produce, ovviamente in maniera molto limitata, della birra, e io ho avuto anche l'occasione di berla e devo dire che è buona, fanno anche un ottimo prodotto. L'Università di Udine si concentra sul dato della sperimentazione, dell'innovazione, quindi di una ricerca per poter arrivare a dare delle soluzioni migliori proprio a chi? Magari proprio a quelle imprese artigianali che operano nel settore. Passando ai dati preliminari dell'anno 2020 invece abbiamo visto che le imprese agricole hanno registrato un meno 1,9%. Come dobbiamo leggere questo dato? Sì, lo dobbiamo leggere soprattutto con il discorso della pandemia, di questo terribile virus. È evidente che c'è appunto una crisi in corso che è di tipo mondiale, non poteva che essere presente anche qui in Friuli Venezia Giulia. Noi che cosa abbiamo rilevato? Abbiamo rilevato che sono andate in crisi soprattutto le ditte individuali, mentre abbiamo avuto un aumento delle realtà societarie. Questo che input ci dà, che suggerimento ci dà? In particolare nei momenti di crisi, lo è stato anche prima nel 2008 con il decennio della crisi economica, lo è adesso con una crisi derivante appunto dal Covid, dal virus, che ci porta ad una recessione di tipo economico. L'indicazione, l'invito che arriva è quello di unirsi, unire le forze. È evidente che se c'è un aumento delle fusioni societarie, un aumento delle realtà che si mettono insieme, ecco, l'unione fa la forza, si diceva e ci dicevano i nostri saggi anziani, è un proverbio sempre corretto. Io credo che mai come in questo momento lo si debba porre in essere. Entrando un po' più nel dettaglio, crescono le superfici vitate, sono andate bene le colture estive, un po' più carenti i cereali invece. Sì, ha già detto tutto lei, quindi io non ho nulla da aggiungere, è proprio esattamente come dice lei. Posso sottolineare magari il discorso delle frutticole, no? Le frutticole che sono andate meglio rispetto agli anni scorsi, con i dati che appunto lei ha riferito prima invece per tutti gli altri settori. Perché le frutticole sono andate bene? Allora, innanzitutto il clima estivo è stato positivo, favorevole, eccetera. Però c'è un altro aspetto che mi preme sottolineare, quello del venir meno dei danni derivanti dalla cimice asiatica.
E sotto questo aspetto non posso non rilevare quello che è stato il ruolo di ERSA a favore appunto della, non dico eliminazione, ma certamente riduzione drastica della presenza della cimice asiatica. ERSA ha un settore, un servizio particolare, quello del fitosanitario, della ricerca, della sperimentazione, che è retto dall'ingegner Paolo Tonello, e lui, assieme a tutti i suoi collaboratori dediti a questo settore, hanno operato e adesso i risultati ci sono, hanno quindi operato bene. Chiudiamo con l'export. 2020 sappiamo anno difficilissimo, molto complesso, la pandemia ha portato tutta una serie di criticità, ma il settore ha retto. Il settore ha retto, anche qui voglio ricordare i paesi verso i quali l'export è andato meglio: Germania, Francia e Regno Unito. Questi sono i 3 paesi dove l'export, appunto dal punto di vista dei prodotti sia alimentari sia agroalimentari, è andato meglio. Ci sono tanti altri mercati, ovviamente, verso i quali ci si può rivolgere. Dobbiamo recuperare con gli Stati Uniti, dove andavamo molto bene e dove abbiamo avuto un calo. Però con gli Stati Uniti si sa che negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo anno, era l'anno prima delle elezioni, era l'anno in cui c'erano delle turbolenze di tipo anche economico, oltre che pandemico, no? Però io credo che con gli Stati Uniti ci siano tutte le condizioni per poter recuperare, e poi ci sono tanti altri mercati dove l'export può appunto rivolgersi a fianco di quello che è i dati della Germania, della Francia e del Regno Unito. Poi i soliti Austria e Germania per il vino, che vanno sempre bene. E chiudo con una particolarità, quella del Regno Unito. Allora, avevamo timore che la Brexit potesse portare a un calo dell'export nel Regno Unito. Al momento questo non è arrivato. Penso che non sia solo un caso perché la Brexit è appena iniziata, ma penso perché le politiche attuate siano state positive finora, e questa è la linea che dobbiamo ancora seguire. Ben ritrovati. Ascoltato l'intervento dell'assessore Zanier e quello successivo del dottor D'Amele, cominciamo ad analizzare il primo rapporto preso in considerazione oggi, quello relativo al comparto brassicolo. Abbiamo qui con noi il dottor Daniele Rossi di ERSA, che ha lavorato proprio alla compilazione di questi dati. Dottor Rossi, abbiamo visto che il comparto della birra nel corso del 2019 è stato molto vivace, ha prodotto molto. Quali sono i dati che sono emersi dalla sua indagine? Sì, il 2019 è stato un anno molto positivo per il comparto birra a livello nazionale. Infatti sono aumentati sia la produzione che i consumi. La produzione, si parla di un 5% in più rispetto al 2018, i consumi circa 2,6%. Inoltre è anche diminuito l'impatto ambientale dovuto alla produzione di birra, quindi una diminuzione dell'uso dell'energia, una diminuzione nei consumi d'acqua e ovviamente anche una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Quindi siamo in linea con il sentimento ecologico che sta maturando, insomma, negli ultimi tempi? Assolutamente sì, e anche in questo senso possiamo vedere il sempre maggiore interesse verso materie prime di origine nazionale, anche se le importazioni di malto d'orzo e luppolo rimangono comunque importanti. Vedo che c'è anche un dato positivo per l'export? Sì, assolutamente. Abbiamo superato il 13% di export per la birra. Tuttavia anche le importazioni di birra continuano a esserci, e anche queste sono in aumento rispetto all'anno scorso. E quindi continuiamo a importare birra oltre che a materie prime per produrla. E questo più 3,4% valore condiviso dell'intera filiera? A che Sì, cosa ci si riferisce? Sì, questo è un valore che si riferisce non solo alla filiera intesa come produzione di birra, ma anche alla vendita, quindi a tutti i canali distributivi, locali, eccetera. Quindi significa che si beve più birra e si vende più birra, che quindi è anche più richiesta dal consumatore.
Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, come ricordava il dottor Damele, il numero di attività produttrici attive presenti è importante, come è anche importante l'incremento di tale numero nel corso del tempo, che rispecchia il trend registrato anche a livello nazionale. Però a noi fa doppiamente piacere perché la nostra regione vanta un'importante tradizione brassicola e quindi questo fermento che ancora oggi è vivo continua questa tradizione. 41% parlavamo, dico bene? Un aumento del 41%? Sì, allora il 41% si riferisce rispetto al 2019 rispetto al 2015. Mm-hmm. In realtà poi a seconda dei periodi di tempi riferiti queste percentuali sono anche molto, molto più alte. Ad esempio negli anni 2000 di aziende produttrici ce n'erano solo 8, quindi c'è stato proprio un aumento esponenziale nel corso del tempo. E chiaramente adesso questa spinta si è un po' ammortizzata, però non sappiamo se siamo ancora arrivati a un plateau e se quindi più o meno non ci sarà più una crescita del numero o se invece siamo ancora addirittura in questo periodo di crescita. Direi inevitabile anche l'incremento dell'utilizzo delle superfici anche per la materia prima, vedo. Sì, come anche è successo a livello nazionale, anche in Friuli aumentano le superfici destinate a orzodistico e luppolo. Sono superfici ancora modeste, però c'è la prospettiva di incrementarle di anno in anno e che quindi si potenzi questa filiera a livello locale. So che non è nelle nostre slide, ma le chiedo una curiosità. Com'è distribuita la filiera? Cioè la troviamo più in una provincia piuttosto che in un'altra, più magari in una zona piuttosto che in un'altra? C'è una maggiore concentrazione di aziende di questo settore in una determinata area della regione? Allora, se parliamo di prodotti, materie prime, quindi orzo e luppolo, sì, siamo prevalentemente provincia di Udine e provincia di Pordenone. Le attività invece che producono birra ovviamente sono dislocate su tutta la regione, ma anche in questo caso la provincia di Udine è quella che detiene il maggior numero di attività. Quindi la distribuzione è un po' più concentrata verso Udine, che comunque è una grande superficie. Il report comunque vuole andare più nello specifico del comparto birra in regione, vuole proprio mostrare una fotografia della situazione riguardante l'anno preso di riferimento, quindi il 2019. E a tal fine ERSA ha somministrato alle attività presenti nel territorio un questionario. Dalle risposte di questo questionario sono stati elaborati dei dati e da questi dati abbiamo visto che in effetti la situazione è molto variegata, perché innanzitutto le attività sono diverse fra di loro, quindi abbiamo birrifici agricoli, brewpub e beer firm. Ma anche la produzione delle varie attività è diversa, nel senso che la capacità degli impianti tra di loro è molto diversa, in quanto ci sono impianti piccoli, inferiori ai 100 ettolitri, medi, chiamiamoli così, dai 100 ai 900 ettolitri, e un attimino un po' più importanti, quindi oltre i 900 ettolitri. Tuttavia il denominatore comune per tutte queste attività è la birra chiara. Tra le varie tipologie di birra questa è sicuramente la più gettonata e la più proposta. Mentre invece andando a vedere gli investimenti da effettuare o effettuati, possiamo notare come ci sia un interesse per lo sviluppo del marketing e della propria immagine online. In seconda battuta anche
risultano importanti gli adeguamenti strutturali. Infine, le attività hanno mostrato un atteggiamento positivo verso il futuro, quindi manifestando ottimismo per il futuro del comparto. Vedo una cosa però, burocrazia e commercializzazione come maggiori criticità, che cosa si intende? Sì, questo è il tasto dolente. Per delle piccole attività può essere problematico andare a districarsi tra le varie norme. Comunque parliamo di un prodotto alimentare che deve sottostare a delle limitazioni in più, quindi non deve essere pastorizzato né microfiltrato. E inoltre deve anche competere con altri prodotti sia alcolici che industriali. Quindi, guardando un po' al futuro, sappiamo che adesso la situazione è ancora un po' complicata perché siamo ancora in emergenza sanitaria, però tutto sommato, passato questo momento di criticità, le prospettive per questo settore restano comunque positive? Beh sì, appunto avendo una grande importante realtà industriale e 41 attività artigianali, significa che c'è una forte base, una passione e anche competenza verso questo comparto, questa industria. Quindi l'auspicio che quando questa situazione sarà finita si possa riprendere ancora più forte di prima c'è, e visti anche i dati sugli incrementi di superficie di orzo da birra e lupolo, chissà che il Friuli possa diventare anche terra da birra oltre che terra nota per i vini. Ringrazio Daniele Rossi e do il benvenuto alla dottoressa Francesca Santi. Come abbiamo anticipato prima, lei ci parlerà del settore ittico. Abbiamo visto che nella nostra regione è trainato dalla produzione di trota, quindi parliamo di acquacoltura, e abbiamo anche visto che i dati del pescato in mare invece sono piuttosto diversi. Do a lei subito la parola per i dati in questione. Certo, allora per quanto riguarda appunto il settore della pesca nella nostra regione, sicuramente la produzione ittica regionale rappresenta un settore di grandissima importanza per l'intero settore primario economico della regione e in particolare, come ricordava correttamente, ma come anche è già stato affrontato dall'assessore e dal direttore, quello che è l'allevamento in acqua dolce è sicuramente uno dei settori più importanti. Alcuni numeri per capirci: l'anno scorso, 2019, 2 anni fa, 2019, il settore ittico ha prodotto 15.000 tonnellate, oltre 15.000 tonnellate di prodotto. Di queste 11.000 derivano dall'allevamento in acqua dolce. A seguire poi ci sono anche altri settori, l'allevamento in mare, il pescato, l'allevamento dei molluschi bivalvi, e gli andamenti sono differenziati, quindi abbiamo un settore importante, trainante, che è quello dell'allevamento in acqua dolce con la trota, poi affronteremo un po' più nel dettaglio questo aspetto, e altri settori invece che conoscono alcune difficoltà. In particolare per quanto riguarda il valore della pesca e dell'acquacoltura, negli ultimi anni abbiamo registrato un trend in aumento costante che ha permesso nel 2019 di avere dei valori che pari a quelli, anzi leggermente superiori a quelli del 2015, quindi a quelli antecedenti la grande crisi del 2016, una crisi che ha investito questo settore in modo importante, che ha portato a una diminuzione drastica del valore della produzione e che adesso appunto ha avuto un trend in crescita e che ha portato i valori del 2019 ad essere quasi pari a 80 milioni, il che per quanto riguarda il valore aggiunto si traduce in 40 milioni, quindi sicuramente di grande importanza. In questa slide possiamo vedere anche il secondo grafico che rappresenta come il fatturato
vada di pari passo con le tipologie, quindi la pesca si colloca sicuramente come una voce importante, però il pesce da allevamento di acqua dolce fa da padrone, perché vediamo che rappresenta il 34%, il 34 milioni, quindi un valore veramente molto importante. Per quanto riguarda il commercio con l'estero, sono elementi che sono già stati portati all'attenzione da parte dell'assessore, da parte del direttore, e possiamo ricordare che ci sono sicuramente 3 paesi che ricevono in numeri molto importanti del settore della pesca della nostra regione, in particolare quindi abbiamo l'Austria, abbiamo la Romania e abbiamo la Croazia, la vicina Croazia, e sono 3 paesi che ricevono veramente la gran parte del pesce, diciamo, del settore della pesca della nostra regione. Un settore particolare, l'abbiamo richiamato prima, l'hanno richiamato assessore e direttore, è quello dei pesci da allevamento. Ci sono sia i pesci da allevamento in acqua marina e poi abbiamo anche quelli in acqua dolce, o per meglio dire abbiamo soprattutto quelli in acqua dolce. In particolare quindi la trota che rappresenta un'importantissima produzione e che coinvolge anche un numero rilevante di strutture, di realtà, cioè ci sono 63 impianti che si occupano di allevamento di acqua dolce e poi ci sono anche degli impianti che si occupano della trasformazione, quindi produzione di prodotti enogastronomici. La trota, credo che ognuno di noi conosca quanto è importante nella produzione regionale. Prima avevo anche anticipato che avremmo parlato dei molluschi bivalvi da allevamento. I molluschi bivalvi da allevamento, perché abbiamo i molluschi bivalvi da allevamento? Perché in regione la vongola, quella che conosciamo noi, i lupini, oppure la vongola verace nostrana, stanno sparendo dai nostri mari, ormai possiamo dire sono spariti dai nostri mari. Ci sono delle progettualità volte proprio al ripopolamento, ci sono anche delle progettualità che cercano di capire perché questi molluschi sono scomparsi. C'è sicuramente una pluralità di fattori che hanno portato alla scomparsa della vongola. Da una parte abbiamo eventi climatici particolarmente avversi, dall'altra parte abbiamo invece un'acqua che sta perdendo molti nutrienti e quindi questo rende difficile a questi molluschi appunto vivere, e quindi abbiamo i molluschi bivalvi da allevamento di 2 tipologie in regione: i mitili che troviamo a Trieste. Soprattutto negli ultimi anni ci sono queste strutture long line che vengono realizzate in mare aperto e che sono degli appunto un settore importante, però poi abbiamo dalla parte invece della laguna l'allevamento della vongola filippina cosiddetta, che comunque presenta delle criticità perché è una produzione che anche nel 2019 rispetto al 2018 ha visto una diminuzione. Parlando di molluschi bivalvi di allevamento è interessante anche parlare della sicurezza alimentare, che è un aspetto che coinvolge non solo i produttori ovviamente ma anche i consumatori, ed è interessante richiamare il fatto che in regione vi è un progetto che è stato realizzato con dei contributi, con dei fondi di provenienza europea, che ha permesso di realizzare appunto un contesto all'interno del quale si realizza una sorta di autocontrollo da parte dei produttori e quindi un insieme di analisi, di verifiche, prima delle quali non è possibile l'immissione del prodotto sul mercato. Questa è una doppia tutela, una tutela ovviamente credo sia chiara per tutti, per i consumatori, ma anche una tutela per il produttore, che così evita che ci siano poi
dei ritiri di prodotti in una fase successiva rispetto all'immissione sul mercato. Per quanto riguarda poi la pesca in mare, se andiamo a dare un'occhiata ai dati che riguardano i mercati ittici della nostra regione, è interessante notare come la realtà di Grado, che è la realtà che possiamo definire più piccola, ha visto nell'ultimo anno un segno positivo, mentre le altre due realtà, quindi Marano Lagunare e Trieste, hanno entrambe viste un segno negativo, meno 10% e addirittura meno 20% per quanto riguarda Trieste, quindi dei numeri importanti che se analizzati rispetto alle diverse tipologie di prodotto vedono delle differenze interne e quindi abbiamo sì la ripresa di alcuni prodotti come può essere il pesce azzurro, che però non sono sufficienti a colmare le differenze invece degli altri prodotti, quindi diminuzioni così importanti che portano al totale che appunto è in negativo. Adesso che abbiamo concluso le nostre slide, faccio anche a lei un po' la stessa domanda che ho fatto al suo collega. In prospettiva sappiamo che adesso ci sono delle criticità innegabili e delle problematiche che sono determinate anche dalle contingenze che ci troviamo a vivere, dall'emergenza sanitaria, molte cose sono chiuse, i ritmi non sono quelli consueti, ma in prospettiva questo settore come lo possiamo vedere? Ci saranno dei miglioramenti? Più o meno le percentuali presumibilmente rimarranno le stesse? Beh, sicuramente i dati che andranno analizzati nei prossimi mesi in relazione al 2020 dovranno tener presente della situazione che è stata affrontata nel 2020 da tutti i settori economici e non. Le varie chiusure hanno comportato delle importanti conseguenze. Se pensiamo al settore ittico nel particolare, la chiusura della ristorazione sicuramente è un elemento molto importante da tenere presente. Per quel che riguarda i dati numerici possiamo dire che si riscontrano già nel 2019 delle diminuzioni. Ci sono diminuzioni per quanto riguarda il pescato, in mare, pesce bianco, pesce azzurro, però poi bisognerà andare a guardare appunto la produzione totale e ad esempio per quanto riguarda i dati delle capitanerie di porto riportano dei dati che tutto sommato sono in linea rispetto a quelli dell'anno precedente, quindi del 2019. Sarà un lavoro successivo poi quello di appunto verificare che cosa ha comportato il Covid per questo settore e quali saranno le potenzialità future. Grazie alla dottoressa Santi e bentornato dottor Rossi. A questo punto parliamo delle prime valutazioni 2020 sull'andamento del settore agroalimentare in Friuli Venezia Giulia. Sì, questo 2020 ha visto per il comparto agricolo un calo del valore aggiunto tutto sommato contenuto e questo è un dato positivo in questa annata un po' così. Tuttavia comunque abbiamo registrato un calo sia delle aziende che delle occupazioni, rispettivamente quasi del 2% e del 33%. Mentre invece per quanto riguarda diciamo, le performance in campo, possiamo dire che è stato un anno negativo per le coltivazioni autunno-vernine, ma molto positivo ad esempio per le frutticole. È determinato dal clima in entrambi i casi? Sì, dal clima e come conseguenza anche da eventuali attacchi a livello fitosanitari che possono appunto essere causati, arrivare come conseguenza di questi fenomeni, soprattutto piovosi. Poi è chiaro che ad esempio una grandinata invece produce danni a livello fisico, proprio danneggia i frutti, come ad esempio è successo per le pesche. E in generale registriamo ancora un calo della SAU, quindi della superficie agricola utilizzata. Tuttavia questo calo non è ovviamente generalizzabile a tutte le colture, quindi alcune colture ovviamente saranno in calo, ma altre
E invece, come vedremo nel report, hanno invece avuto un incremento delle superfici a loro dedicate. Cosa ci può dire dei cereali? Per i cereali possiamo vedere come sia stata un'annata positiva per il mais e per il sorgo. Il mais ha beneficiato dell'andamento climatico, quindi le rese sono migliorate, ma c'è stato anche un aumento del prezzo. Il sorgo invece, come possiamo vedere dalla slide, è in saldo positivo su tutti i fronti. Non è andata così bene invece appunto a frumento tenero e orzo, che però comunque riescono ad avere in positivo l'aumento del prezzo per quanto riguarda il frumento tenero, mentre l'orzo ha visto le proprie superfici aumentare rispetto all'anno scorso. E per quanto riguarda invece le oleaginose? Per le oleaginose possiamo fare un discorso simile, nel senso che la soia è positiva solo a livello di aumento del prezzo rispetto ai valori registrati nell'anno precedente. Il girasole beneficia anche, oltre all'aumento del prezzo, anche di un aumento della resa, mentre invece in questa categoria vediamo la colza come coltura in saldo positivo rispetto all'anno scorso su tutti i parametri che abbiamo considerato. E prima abbiamo accennato sia con l'assessore che con il dottor Damele che è stata una stagione particolarmente positiva sia per la vite che per gli alberi da frutto invece. Sì, per la vite la superficie vitata continua ad aumentare. Abbiamo superato i 27.000 ettari, quindi un più 2,6% rispetto al 2019. Però quest'anno si stima che la produzione di vino sia inferiore del 9%. Questo perché si è scelto di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità delle uve. Mentre invece per quanto riguarda gli alberi da frutto, i più importanti in regione come superficie utilizzata sono il melo e l'actinidia. Per entrambi è stata una stagione positiva, non solo come precedentemente ricordato per l'andamento climatico, ma hanno beneficiato molto del calo delle popolazioni di cimice asiatica. Questo significa ovviamente molti meno danni a carico dei frutti e quindi anche questo spiega le rese così migliori, come possiamo vedere dalle slide, rispetto alle annate precedenti, e questo nonostante anche qua c'è un lieve calo delle superfici per melo e actinidia. La situazione della zootecnia invece nel 2020? Allora, è stata un'annata positiva per quanto riguarda i formaggi e in generale il comparto caseario, nel senso che è aumentata la produzione di latte, ma contestualmente anche è diminuito il prezzo. E appunto è aumentata anche la produzione di formaggio. Soprattutto il Montasio ha ottenuto risultati importanti a livello di aumento delle forme, del numero delle forme e di vendite. Invece non possiamo purtroppo fare lo stesso discorso per il comparto carni, che invece ha subito il Covid, questo perché ovviamente la chiusura dei canali tradizionali come l'Oreca e la contemporanea chiusura delle esportazioni di animali vivi verso l'estero ha provocato una sovrapproduzione che ha avuto come conseguenza anche una diminuzione dei prezzi. A livello anche di specialità locali c'è stata anche una flessione dell'1,2% di produzione di prosciutti di San Daniele. La ringrazio. Siamo arrivati ai ringraziamenti, quindi per prima cosa ringrazio gli esperti qui presenti con noi questa sera, quindi il dottor Daniele Rossi e la dottoressa Francesca Santi. Ringraziamo anche la dottoressa Laura Zoratti per il lavoro svolto, le auguriamo una pronta guarigione. Inoltre un sentito grazie all'assessore Zanier e al dottor Damele per le interviste che ci hanno rilasciato e al direttore generale di ERSA, l'ingegner Maurizio Urizio.
A tutti voi inoltre un grazie per aver partecipato questa sera a questo webinar e buona serata a tutti.